La mia è una vita, posso definire una vita completamente artistica, dedicata interamente all'arte. È iniziato questo percorso artistico veramente da molto piccolo. Diciamo che avevo l'età di 4-5 anni quando è comparsa questa grandissima passione, una passione irrefrenabile. Io avevo 4 anni, 5 forse, e vidi mio padre prendere una penna e iniziare a disegnare un cavallo. Quei momenti avevamo a casa solamente i fumetti di Zagor e Tex. Ecco, io vidi mio padre abbozzare un cavallo che nonostante tutto non fosse un artista, gli riuscì un qualcosa che assomigliava a un cavallo e da lì mi sorprese e da lì iniziò proprio tutta questa mia passione per la matita e per il disegno. Inizia tutto col disegno degli animali. La mia prima passione, diciamo, sono stati i cavalli. Io ho iniziato a disegnare cavalli, li dipingevo ovunque, li disegnavo ovunque, poi si è trasformata questa passione con la pittura. Ho iniziato, diciamo, verso gli 11 anni e c'è stato anche qui un episodio che ricordo sempre veramente con una cosa che non dimenticherò mai. Ecco, la conoscenza di Vico Calabrò. Vico Calabrò per me è stato una persona molto importante, anche se non mi ha trasmesso la passione del disegno e della pittura, perché appunto ce l'avevo da prima. Io mi avvicinai a lui proprio per il discorso della pittura, vedendo questi signori, questi pittori che per me sembravano delle persone speciali, delle cose proprio così, li vedevo come degli eroi. E lui, vedendomi lì, mi prese sotto braccio e mi coinvolse in questa cosa dei murales. Ecco, io andavo lì, facevo i vari mestieri, cambiare l'acqua, portavo i colori, poi la sera rimettevo via tutto. E alla fine di quella stagione Vico mi fece un dono enorme, una cosa inaspettata. Prima di andarsene da Cibiana mi regalò una valigia, le vecchie valigie di cartone dei vecchi pionieri, diciamo, che si avventuravano all'estero per andare a cercare fortuna, e in questa vecchia valigia c'erano centinaia di tubetti di colore ad olio. Da quel momento diciamo che è iniziato il secondo percorso, quello definirei più importante, l'esperimento della pittura ad olio. Lui mi diede questa valigia, ma io appunto non sapevo neanche come si usassero questi colori. Vedendo appunto la scritta dipinti ad olio iniziai a sperimentare con l'olio, addirittura l'olio quello che teniamo in casa per condire. La grande fortuna sicuramente è stata quella di essere nato in un posto meraviglioso come questo di Cibiana. Un pittore si deve ritenere fortunato di nascere in un posto meraviglioso come questo. Qui viviamo in boschi meravigliosi e, come dico sempre, nelle montagne più belle del mondo, le Dolomiti. Per cui io penso di essere stato fortunato 2 volte. La natura mi ha dato una mano buona per dipingere, mi ha dato questa passione, ma soprattutto mi ha collocato nel posto più bello del mondo, Cibiana di Calore. Tutti i giorni con la mia cagnetta Lilli, la mia setterina, vengo nei boschi, vado a passeggiare e lo faccio per trovare l'ispirazione. Camminare nel bosco è una cosa che mi trasmette una cosa magica. Io riesco a fare il quadro proprio camminando nei boschi. Passeggiando per il paese mi trovo con delle persone, con dei turisti che vogliono visitarlo e mi chiedono informazioni. A volte qualcuno mi dice: ma come fa a vivere in un paese come questo dove non c'è nulla? Beh, io a una domanda del genere non posso che sorridere e a volte rispondo che in questo paese, in questo nulla, io ci ho trovato tutto. Ecco, io dopo oltre 40 anni di frequenza assidua nei boschi, io ancora oggi riesco a cogliere dettagli particolari. Vi parlo anche di una cosa molto semplice: i licheni degli alberi, le felci, i colori dell'autunno. Ecco, io sinceramente sfiderei chiunque a venire a scoprire queste cose molto semplici della nostra natura. La ricchezza di Cibiana, secondo me, si trova anche proprio nelle cose
più semplici, esempio le case, le nostre case che vengono rappresentate anche nei murales, dove vengono raccontate le situazioni, le storie di alcune famiglie. Anche ogni sasso di queste case ha un'anima. Le case qui di Cibiana venivano fatte coi sassi anche di Sora Croda, come mi raccontavano i miei nonni, e venivano fatti dai scalpellini a mano, uno, per cui ecco, anche questi hanno un'anima, hanno una storia. Avendo avuto la fortuna e anche la tenacia di girare un po' per il mondo facendo le mie mostre, logicamente, perché io ho girato varie parti del mondo per esporre i miei quadri, da Las Vegas a Parigi, Emirati Arabi e tanti altri bellissimi posti. Ecco, io posso dire con tutta sincerità che dopo aver visto quelli che vengono definiti da tutti i posti più belli del mondo, io posso dire assolutamente con tutta la mia franchezza di essere nato e essere vissuto e avere ancora la fortuna di vivere nel posto più bello del mondo. Cibiana, rifugio dell'anima.